Volete fare un bel rigatone alla Maria, svelto svelto, in 10 minuti? Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Fate sciogliere un po' di burro e un po' di olio extravergine. Unite un po' di cipollina. Se ancora pancetta a cubetti. Unite salsiccia sbriciolata. Aggiungete un po' di vino bianco e fatelo sfumare. Adesso uniamo i pisellini. Unisco un po' di salsa di datterino, questa qua della mucchia squisita. Faccio cuocere insieme a un pizzico di sale per 10 minuti, giusto 10 minuti. Adesso buttiamo nell'acqua salata i nostri rigatoni. I rigatoni sono pronti. Adesso vado a versare tutto il sugo che ho preparato nei rigatoni. Unisco il parmigiano, un po' di besciamella chef, metto un po' di granella di pistacchio se la tenete, se non la tenete non fa niente, qualche fogliolina di basilico. Facciamo saltare tutto ben bene. Ovviamente non è una ricetta light, però ragazzi, sul saporito è la cosa più bella, ambressa ambressa. Vedete quanti ingredienti ho messo in questa pasta? Perché sono sempre convinta che se ci ho mettito, ci ho trovato.